Time in Jazz, questa sera piano solo con Danilo Rea. Allora, innanzitutto che ascoltiamo è l'emozione di essere qui in Sardegna. Sì, beh, è sempre bellissimo essere qui. Poi devo dire che è un po' d'anni che vengo qui, se non sbaglio questo è il 38esimo anno. Difatti ho chiesto a Paolo Freso, gli ho detto: ma scusa, ma tu quanti anni avevi quando hai iniziato? Eri un bimbo? Ed è incredibile perché lui aveva 25 anni e a 25 anni concepire un festival che poi è diventato uno dei festival più importanti in Europa è assolutamente geniale. Questa sera che cosa ascoltiamo e che cosa aggiungi a questo festival? Oddio, cosa aggiungo? Insomma, è difficile, insomma, non sono così. La tua professionalità. Allora, cerco di aggiungere emozione fondamentalmente, perché l'emozione per me è la base della mia musica, quindi cerco di trasmettere un momento di improvvisazione pura che si muove per un'ora attraverso delle melodie molto conosciute, perché io seguo, il mio principio è: per far capire all'ascoltatore dove va la tua musica, dove la vai, dove improvvisi, dove va la tua improvvisazione, è molto importante che il punto iniziale sia qualcosa che l'ascoltatore conosca, che possa ricordare, in maniera tale che le suggestioni che vengono da una melodia nota poi siano trasformate in improvvisazione pura. Qual è il pubblico ideale per te? Che cosa si aspetta? Il pubblico, tu hai un pubblico di affezionati, però magari anche qui un pubblico di curiosi che magari non ti ascolta di solito, viene sì, a questo certo. concerto. Anche perché, come si conquistano nuovi pubblici? Beh, ma anche perché stasera ci sono due gruppi e quindi ci sono io e poi ci sarà un concerto di musica completamente diversa di un grande musicista del nord Europa, insomma credo che verrà molta gente che ascolta quel tipo di musica, l'elettronica, e quindi insomma dovrò convincere anche quel tipo di ascoltatore. Ma diciamo che questo è stato un po' la mia vita è stata sempre così, nel senso che ho iniziato ad improvvisare sulla musica di Elton John e magari all'inizio mi diceva: ma che fa questo qua? Ho dovuto convincere i critici all'inizio. Il primo disco che feci, nel quale suonavo Elton John, ebbe delle critiche strane, perché dicevano: ma questo non è jazz. E poi io l'ho fatto sull'opera lirica e anche lì, no, anzi là andò molto bene, però insomma in ogni caso sono andato a suonare, a portarlo negli enti lirici, nei teatri lirici e là ho dovuto convincere il pubblico che se al posto del tenore sentiva un'improvvisazione su un'aria di Puccini, per esempio. Insomma, quindi per me è sempre stata una bella sfida, sì, una bella sfida doverosa, perché secondo me bisogna portare pubblico all'improvvisazione. L'improvvisazione è qualcosa di speciale, è qualcosa di importantissimo, che non è solo proprio del jazz, perché anche Bach, all'epoca di Bach, si improvvisava, però poi è stata dimenticata poi per seguire la partitura, insomma, così come era stata scritta. Però in realtà no, improvvisavano un tempo. Che cosa consiglia un giovane? Come si improvvisa, come si crea la musica del futuro, come si rinnova un po' la musica? Parlando di improvvisazione, a un giovane chiedo di non avere paraocchi, soprattutto di innamorarsi un po' di tutto, ma non solo di un grande musicista, altrimenti poi finisce per copiarlo e quindi non trova se stesso. E soprattutto non devono dimenticare il punto iniziale, cioè le cose, l'ingenuità e l'approccio ingenuo alla musica di quando erano giovani, prima ancora di acquisire le cognizioni musicali. Insomma, un po' come i bambini che quando dipingono alle elementari e all'asilo astratto fanno delle cose geniali e poi gli insegnano a fare la casetta e poi da quel giorno perdono la loro creatività. Il jazz è creatività, per cui insomma bisogna mantenere un'ingenuità e una curiosità come da bambini. Come da bambini. Un saluto al pubblico di Dietro le Quinte da Time in Jazz. Come li saluti e che cosa auguri al pubblico che ama il jazz? Io vi auguro di apprezzare sempre più il jazz, nel senso e di portare vostri amici al jazz, perché è molto importante in un momento delicatissimo per la musica come questo, dove forse la musica sta prendendo delle derive un po'
insomma, io ho suonato con tutti i più grandi cantautori del miei tempi, insomma, dagli anni 70 in poi, e posso dire che ho imparato molto da loro, soprattutto sono cresciuto con i loro testi e con le loro canzoni. Adesso i giovani crescono, cioè il cantautore è un po' il poeta, è un po' il vate, è un po' la persona che guida i giovani. Gli siamo andati appresso molto più dei politici, ovviamente, no? Da ragazzi. E quindi da Dylan a De André a Lucio Dalla abbiamo trovato spunti per la nostra vita, per il sociale, per le cose importanti. Ecco, adesso la musica sta prendendo una deriva un po' pericolosa, secondo me, è quella dei cantautori, eccetera, eccetera. Quindi, e non solo, insomma, per cui io portate i giovani a jazz, perché è fondamentale che loro ascoltino anche un altro modo di fare musica.